da settembre si parlava di autunno difficile, autunno caldo, problemi sindacali e di fatto oggi, ma domani magari non sarà così, e ci sono state delle piccole chiusure e il sistema industriale nel complesso sta tenendo. Ancora una volta, come già successo con la pandemia, il sistema imprenditoriale veneto alle prese con il caro energia tenta di attutire il colpo. Si risparmia dove si può, cambiando gli orari di produzione e rivedendo l'organizzazione. Discorso diverso per le piccole realtà. Alcune, spiega il numero uno degli industriali del Veneto, sta già chiudendo. Le imprese nel complesso stanno reggendo, si registra un aumento delle richieste di cassa integrazione, aggiunge Carraro, ma la situazione è ancora sotto controllo. Certo è, sottolinea, che l'analisi deve essere fatta giorno per giorno. Solo la prossima primavera si potrà capire quello che è stato l'impatto invernale della crisi energetica. È un momento drammatico, anche in questo particolare periodo dell'anno dove tutti i imprenditori grandi e piccoli stanno pensando un po' al 2023, a fare degli investimenti, cosa si possono permettere. Oggi il problema è che i risparmi che le aziende avevano per fare gli investimenti si sono trovati a dover pagare il gas. Gli investimenti sono importanti perché la leva per essere competitivi sui mercati, spiega ancora Carraro, che nella sua analisi torna su uno dei paradossi di questo periodo. Si parla molto del timore, della paura della cassa integrazione. Ancora molte imprese qui da noi faticano a trovare collaboratori. Allora, è un po' difficile vivere per noi imprenditori pensando ai prossimi mesi che saranno, terribili, ma nel contesto oggi abbiamo bisogno di finire delle produzioni, abbiamo degli ordini e facciamo fatica a trovare collaboratori.